Andiamo in Macedonia oggi, la nazione che ci fece piangere nel 2000, quando è stato? Nel 2021 per una delle mancate qualificazioni dell'Italia ai mondiali, che sta diventando ormai praticamente un'abitudine, e parliamo del Pobeda nella rubrica Le vecchie avversarie. Non Pobega, il centrocampista del Bologna di proprietà del Milan, ma il Pobeda con la D di Domodossola, squadra appunto della Macedonia, che ha al suo attivo 2 campionati macedoni nel 2004 e nel 2007, una Coppa nazionale nel 2002 e 2 confronti con squadre italiane. Ha incontrato il Perugia nell'estate del 1999 durante l'Intertoto che la squadra di Mazzone giocò. Finì 1-0 per il Perugia all'andata, 0-0 al ritorno. L'anno successivo, per così dire 2000-2001, il Pobeda si ritrovò di nuovo di fronte a una squadra italiana, il Parma, nel primo turno di Coppa UEFA. Lì fu una sorta di mattanza, perché il Parma vinse 2-0 la partita d'andata e 4-0 la partita di ritorno, dopodiché non ci sono stati più confronti tra i macedoni e le squadre italiane, ma soprattutto il Pobeda è tornato alla ribalta con una storia non particolarmente simpatica, perché nel 2009 è stato squalificato con 8 anni di esclusione dalle coppe europee per una partita che aveva sostanzialmente combinato, per una sorta di combin, nella Coppa dei Campioni 2004-2005 con il Pjunik Yerevan, squadra armena, e gli fu data questa pesantissima sanzione di 8 anni di esclusione dalle coppe europee, quindi altro che vecchie rivali. Parliamo di una rivale che faticherà tantissimo. È stata fondata poi una nuova società, ha avuto delle peripezie anche societarie. Qualcuno di voi mi aveva chiesto di questa squadra, francamente io non mi ricordavo nemmeno che avesse affrontato pure il Parma in Coppa UEFA, mi ricordavo soltanto il Perugia, più che altro perché il Perugia non è che abbia giocato tantissime volte in Europa, e quindi mi ricordavo quelle partite, mi ricordavo la partita con il Trabzonspor in cui poi gli umbri furono eliminati, e mi ricordavo di questa squadra, il Pobeda, che non mi ricordavo se tra l'altro fosse macedone o slovena, insomma non proprio uno di quei club passati alla storia, ma che ha comunque la sua storia, che in Macedonia conta ancora qualcosa, quantomeno come blasone e come nome. Questa è la rubrica Le vecchie avversarie. Parliamo di squadre che in passato abbiano affrontato club italiani nelle coppe e di cui oggi ci chiediamo un po' dove siano finite. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, suggeritemi qualche nome, me li state suggerendo, io me li sto appuntando. Seguite anche i social Il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, nonché il blog Il Popolo del Calcio, dove ci sono, oltre alle storie, a quello che trovate anche sui social, le maglie, insomma verranno presentate tra un po' tutte le maglie dell'anno prossimo, quindi approfondimenti sulle maglie di oggi e anche di ieri, e i consigli sul fantacalcio. Mi faccio pubblicità da solo una volta tanto, perché io leggo tante volte su Instagram anche fior di giornalisti che si occupano prevalentemente di calciomercato, che danno dei consigli sul fantacalcio, ma che ne so, consigliano Lautaro Martinez contro la Cremonese. Anche i miei gatti gli chiedo: metti Lautaro contro la Cremonese? Mi dicono sì, perché non dovrei metterlo, anche perché chi ha speso una barca di soldi per comprare Lautaro Martinez lo mette sempre, figuriamoci con la Cremonese. E mi fa sorridere che poi la gente riposti le storie con il consiglio Lautaro contro la Cremonese. È incredibile, come hai fatto? Vabbè. Diciamo che io cerco di consigliare qualcosa che non viene in mente a molti, e ad esempio vi avevo suggerito di Volpato contro il Como, che non era proprio semplicissima. Cerco di analizzare un po' le partite, i giocatori che giocheranno, il tipo di partita che potrebbe venire fuori. Cerco di dare pochi ma buoni consigli. Qualche volta ci riesco, qualche volta no. Ovviamente, se avessi la palla di vetro e se consultassi il futuro, non darei consigli, ma guadagnerei molti soldi io facendo da solo quello che ho previsto.
Detto questo, seguite tutto e io torno domani.